Non ha rilevato alcuna connessione diretta tra l'intervento chirurgico e l'arresto cardiocircolatorio che ha portato al decesso. L'autopsia sul corpo di Helen Comin, la cinquantenne originaria di Rosama residente a Cittadella, spirata martedì all'ospedale di Castelfranco dopo 5 giorni in rianimazione. Nel reparto del nosocomio castellano la donna era giunta in gravissime condizioni dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico al seno alla Divi Clinic, clinica privata della zona, un'operazione definita semplice dallo stesso chirurgo titolare della struttura Antonio Di Vincenzo, che ora si trova indagato con il medico anestesista Fabio Toffoletto. L'ipotesi è quella di omicidio colposo. Dall'esame effettuato nell'obitorio di Castelfranco dall'anatomopatologo Claudio Terranova non sarebbero emerse anomalie evidenti. Per capirne di più bisognerà attendere l'esito degli esami istologici sui tessuti e sui fluidi prelevati dal corpo della donna, analisi delicatissime per cui solitamente si devono attendere almeno 60 giorni. Di certo c'è che la morte è avvenuta per arresto cardiocircolatorio e che il quadro era aggravato da una pesante ipossia, l'assenza quindi di ossigenazione. L'obiettivo a stretto giro è capire se ci siano stati errori o negligenze durante l'intervento chirurgico, ma anche nell'altrettanto delicata fase post-operatoria. La cinquantenne è stata sorvegliata adeguatamente, una delle domande cui la clinica ha già risposto indirettamente con una nota, parlando di costante controllo da parte del personale addetto. Un focus sarà dedicato anche alle sostanze utilizzate per le procedure di sedazione leggera cui Helen Comin è stata sottoposta. Bisogna capire se siano stati somministrati anche altri farmaci. Insomma, gli inquirenti non vogliono lasciare nulla al caso e fondamentali saranno anche le testimonianze di chi c'era, quindi degli operatori che hanno affiancato chirurgo e anestesista. La donna lascia un marito e 4 figli, una famiglia e una comunità attonite che ora aspettano il nulla osta ai funerali per l'ultimo saluto.